bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande, qui su Radio Libertà. Allora, in quel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, che ormai è noto a tutti per la vicenda di cronaca che ormai è riassunta nel titolo La famiglia nel bosco, quel bosco sperduto in Abruzzo diventa un luogo in cui è in ballo l'essenza stessa della nostra civiltà. E no, non è un'esagerazione. Perché guardate, una delle domande fondamentali, basilari, per capire se noi viviamo in una situazione di Stato autoritario, se non totalitario, o di Stato liberale, di Stato di diritto, è l'approccio che si ha ai minori, ai figli. Cioè, in uno Stato autoritario, e tanto più totalitario, i figli sono anzitutto proprietà dello Stato medesimo. In uno Stato liberale di diritto i figli sono anzitutto parte di un nucleo familiare da tutelare. È una distinzione che risale proprio all'origine del pensiero occidentale, la potete trovare già nella contrapposizione tra Platone e Aristotele. È una domanda che ha segnato la riflessione filosofica e politica della nostra civiltà. In uno Stato di diritto i figli non sono di proprietà dello Stato medesimo, non possiamo retrocedere da questo assioma, altrimenti piombiamo in un altro contesto, in un contesto utopico o distopico in cui c'è questo mega Stato che sovrintende a tutto, anche alla vita e alle decisioni sui tuoi figli. Guardate, chi vi parla, confessa, non vivrebbe, non farebbe mai vivere i suoi figli in una capanna isolata nel bosco, perché non è la mia scelta di vita, perché non è quello che farei neanche per loro. Però, Dio santo, due genitori hanno tutto il diritto di perseguire lo stile di vita che vogliono e di conferire l'educazione che ritengono ai figli, salvo ovviamente commettano reati o ledano libertà altrui. Mi pare molto difficile sostenere che sia la situazione della famiglia dei due bambini, due gemelli di 6 anni e un bambino di 8, che sono stati allontanati dai loro genitori, dai magistrati dell'Aquila. Mi sembra molto, molto difficile. In questi giorni ci sono state anche interviste al padre, che è una persona colta, era un imprenditore, uno chef di livello, ha detto: non sono pazzo, conosco i miei diritti, vogliamo vivere come vivevano i nostri nonni, vogliamo far vivere i nostri figli in un contesto naturale. Mi sfugge dove sia il cattivo padre o il cattivo cittadino in questa libera opinione, in questa idea di perseguire uno stile di vita. Anche, tra l'altro, c'è la parentesi ironica per cui ogni giorno si magnifica il gretinismo e la dismissione della civiltà industriale che danneggia la natura nella teoria, poi quando c'è una famiglia che nella pratica persegue questo stile di vita, le si dà addosso e si sequestrano i figli. Ma la cosa che rende definitivamente inverosimile, per usare un eufemismo, questa decisione dei giudici abruzzesi è una banale analisi comparata. E sì, perché in questi giorni per difendere la decisione è scesa in campo l'Associazione Nazionale Magistrati, che sapete ormai è un ente politico a tutti gli effetti, promuove la campagna per il no referendum e ha difeso la decisione dei colleghi dell'Aquila sostenendo: l'atto del tribunale si fonda su valutazioni tecniche su elementi oggettivi, sicurezza, condizioni sanitarie, accesso alla socialità, obbligo scolastico. No, scusate, però adesso non prendeteci in giro. Cioè, focalizziamo un secondo la situazione di tutti i campi rom sparsi nel paese, soprattutto nelle periferie delle grandi città. Focalizziamo un attimo in quei contesti umani e educativi tra molte virgolette, il livello di sicurezza, condizioni sanitarie, accesso alla socialità e obbligo scolastico espletato dei bambini rom tenuti in situazioni igieniche drammatiche, con una violazione dell'obbligo scolastico diffusissima. Dati Eurostat: in Europa il 75% dei bambini rom non va a scuola, il 75%, obbligati a mendicare, usati come strumenti inconsapevoli di delinquenza, soggetti spesso a violenze. Ma pensiamo un secondo alle tante enclavi all'interno delle comunità islamiche nel nostro paese, dove non solo non è assicurata un'educazione con canoni occidentali, ma dove magari le bambine sono costrette al velo,
sono picchiate e segregate in casa se vogliono vivere all'occidentale, sono spesso uccise se vogliono vivere all'occidentale, se decidono di voler frequentare chi ritengono, Saman e non solo, Saman e le sue sorelle, tutti i femminicidi islamisti che come dire, tirano meno purtroppo nella pubblicistica mainstream, e lì non si sono mai visti i giudici a togliere bambini o alle comunità rom o a queste famiglie che hanno quest'idea della donna e dell'educazione dei bambini. Non si sono visti i giudici neanche in recenti casi di cronaca. Il povero bambino di Trieste, sgozzato dalla madre, rispetto a cui il padre aveva lanciato allarmi, guardate che è violenta, guardate che è pericolosa, la madre aveva dato segnali, anzi c'erano anche elementi oggettivi di instabilità personale della madre, e lì nessun giudice si è fatto avanti, la madre ha sgozzato il figlio. Allora cosa voglio dire? Che il doppio pesismo rispetto all'accanimento su questa famiglia che semplicemente persegue uno stile di vita abnorme, strano, da parte mia non condivisibile, ma chi se ne frega, ha il diritto di perseguirlo, mentre si chiude gli occhi sui campi rom, sulle comunità islamiche che spesso segregano le donne, sui casi veri di violenza, che magari addirittura sfociano in infanticidi, capite che sarebbe un paese da operetta se non fosse una cosa tragica. Allora, i bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini vanno tutelati quando davvero c'è da tutelarli. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio